Ottimo il risultato delle vaccinazioni in Sicilia nell'arco dei 3 giorni dell'Open Week. Le somministrazioni complessive tra prima e seconda dose sono state nella nostra isola 90.554. L'Open Day voluto dalla regione siciliana per le fasce over 60 e per i soggetti a elevata fragilità continua a dare una notevole spinta alla campagna vaccinale. Da giovedì 29 aprile a sabato 1 maggio su un totale di 65.118 prime dosi somministrate in Sicilia e 66,52, circa 43.319 dosi hanno riguardato persone rientranti nei target attuali della campagna vaccinale, che hanno così deciso di aderire all'Open Day senza una dovuta prenotazione. Nel target 60-69 anni, soggetti senza prenotazione sono state ben il 63,67%, cioè 13.518 su 21.230 persone. Invece nella fascia dei 70-79 anni il 55,36%, cioè 10.820 su 19.544 di coloro che hanno ricevuto la prima dose dal 29 aprile al 1 maggio lo ha fatto aderendo all'Open Day. E ancora in quella fascia degli over 80 la percentuale senza prenotazione è stata del 73,77%, cioè 5.243 individui su 7.107 totale di coloro che hanno ricevuto la prima dose in quella fascia di età nel fine settimana. Le iniziative intraprese dalla regione siciliana, afferma l'onorevole Nello Musumeci, governatore della Sicilia, per dare una spinta alle vaccinazioni stanno dando i loro frutti. Il trend che rileviamo negli ultimi giorni è decisamente al di sopra dell'obiettivo quotidiano che ci è stato dato. Il traguardo delle 50.000 dosi di somministrazione è più vicino. Se avremo a disposizione le dosi e ci sarà consentito di aprire la campagna vaccinale anche ai cittadini al di sotto dei 60 anni, aggiunge Musumeci, potremo essere in grado di raggiungerlo anche grazie alla rete di operatori e punti vaccinali che il governo regionale sta mettendo in campo su tutto il territorio. Una mobilitazione, conclude Musumeci, che vede anche il coinvolgimento dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle case di cura private, delle aziende e delle associazioni di volontariato. Intanto, a partire dal 2 maggio, il presidente della regione Musumeci ha firmato un'ordinanza di istituzione della zona rossa fino al 12 maggio nel comune diretto da Carmelo D'Angelo, sindaco, cioè Ravanusa. È oltremodo evidente che il 1 maggio il virus non va in letargo, nemmeno in vacanza, ha affermato il sindaco. Auspico un maggiore rigore da parte delle forze dell'ordine. Credo, continua D'Angelo, che non ci siano attenuanti per coloro che non comprendono come i comportamenti sbagliati danneggiano la salute dei più anziani e dei più fragili e non consentono la ripresa giusta e inderogabile delle attività economiche. Ma la prima battaglia, conclude D'Angelo, è quella da vincere e quella culturale. Ma la prima battaglia, conclude D'Angelo, da vincere è quella culturale. Se non comprendiamo il pericolo della pandemia, il problema non lo risolveranno neanche gli eserciti a casa e non in campagna. Intanto arrivano i dati dell'aggiornamento del 2 maggio 2021 relativamente al numero dei tamponi somministrati, che sono stati 219. Il caso dei numeri positivi sono 20, i soggetti ospitalizzati 1, i soggetti assistiti a domicilio 20, quelli guariti 17, deceduti nessuno. I casi che riguardano la nostra città sono 128, quindi Canicattì con 228, Favara con ben 130 casi, Licata con 206, Palma di Montechiaro 121, Porto Empedocle 61, Raffadali 67, Ravanusa 120. I soggetti in degenza subordinaria e subintensiva sono 56. Ad Agrigento i soggetti in degenza ordinaria e subintensiva sono 56, di cui 34 all'ospedale San Giovanni di Dio, 13 all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera e 9 all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Intanto la Sicilia per un'altra settimana ancora, a partire dal 3 maggio, rimarrà in zona arancione con i limiti per le attività commerciali
Ormai allo stremo, il rischio è che l'arancione permanga fino al prossimo 16 maggio. Tutto dipende dai numeri dei contagi e la Sicilia purtroppo continua a stare sull'altalena quando sembrano scendere. Ecco una nuova impennata. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato nell'isola un indice di trasmissibilità ancora superiore a 1, pertanto si resta arancioni.